Allora, buonasera. Il nostro impasto, guardatelo, quanto Eccolo è bello. qua. Una semplice padella, ovviamente più grande è, meglio è. Noi abbiamo diametro 30. La padella deve essere ben calda, senza aggiunta di olio, niente. E nel frattempo impostano il forno, massima temperatura in modalità grill. Quindi dovete, questa modalità, i 3 puntini statica. Quindi dove ci sono questi 3 puntini, questa è la modalità grill. Perché la modalità grill? Perché guardate cosa vi faccio vedere, lascia un attimo male. Dai. Il forno, guardate come diventa sotto. Ecco, diventa proprio ardente, bollente. Facciamo la margherita, ragazzi. Come prima, bagniamo su entrambi i lati, schiacciamo da bravi pizzaioli ormai quali siete. Ecco qua, sentite l'aria sotto le mani. Guardate che bollicine che si creano. Ragazzi, dopo vogliamo le foto, però. È ovvio, Margherita. Ecco, questa è la mia. Eccola qua. La allarghiamo un po' in modo che non... Fammela più grande possibile e senza olio, pomodoro. Senza olio, perché io sto a dieta pure in tutto questo. Pomodoro. Si può fare anche il ripieno, Enrico? Si può fare anche il ripieno. Anche il ripieno, cioè non ci ho pensato, Enrico. L'altra sera me lo mangiavo il ripieno. Andiamo a mettere il coperchio sopra. Ecco qua. Qua si è aperto un po' questa qua, non fa niente. Questa credo che sia pronta, guardate. Infatti, guardate come si cuoce. Quindi togliamo. Ci vuole meno tempo a farla in padella che... Togliamo la appoggiamo qua anche questa. La prendiamo, attenti a non scottarci. La mettiamo qua e mettiamo il nostro bel fior di latte di Agerola. Enrico, invece per la bianca come funziona? La stessa cosa. Deve mettere la mozzarella? Mettono no. un filo d'olio sopra. Metteteci un filo d'olio. Allora, mettetela senza... Ok. Senza ci mettete l'impasto dentro con un filino d'olio sopra. Quella si gonfia e poi alla fine ci mettete la mozzarella e la mettete in forno. Allora, Vale, vado dentro. Anche questa. Vai, sopra allora, tutto. La cosa importante è cercate di metterla sul lato destro, che è il lato più incandescente del forno. Quindi, capito? Sopra, griglia. Ecco qua. Ecco qua. Eccoci qua. Dovete stare solo attenti a non scottarvi, Che bella la mia pizza. Un attimo, Vale, guardate che spettacolo, ragazzi, guardate che spettacolo, Io la giro con le mani, avvicinate, facciamo sentire un attimo una cosa. Guardate, ragazzi, metti diritto. Aspetta. Guardate qua, sentite il rumore, silenzio, silenzio. Queste 2000 persone collegate, un attimo in silenzio. Ragazzi, avete sentito? Allora, Quindi? 10 secondi è pronta. Allora, andiamo a cacciarla. Piatto ce l'hai? Porto preso? Qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, guardate che spettacolo. La mia pizza. La completiamo anche questa. Un po' di basilico a crudo, un po' di formaggio. Ti piace il formaggio, vero? Senza olio, grazie. Senza olio? È possibile averla senza allora, olio senza a me? olio. Sto a dieta? Ragazzi, guardate qua. Guardate ragazzi, qua, sembra veramente una pizza. È la mia... Vedete? Che bello, Che bella. Guardate qua. Guardate qua. Ciao, Marvin. Sentite il rumore, guardate. È croccante. Cioè, guardate qua, un cornicione vuoto, perché l'impasto è il merito vostro. Guardate che spettacolo, Guardate qua come suona sta pizza suona. Suona. Ok, ragazzi, detto questo... Aspetta. Detto questo, io, mia moglie e Margherita vi salutiamo. Buon sabato, buone pizze. E ricordatevi che pure la pizza in tavatella e poi fun. Ciao, buona domenica.